Buonasera a tutti dall'ippodromo del Savio di Cesena. Inizia la serata con una prova per i puledri. Sono in 5 dietro le ali dell'autostart dopo il ritiro di Chirico Dupré. All'1 è Gil Di Meletro, Gennaro Amitrano, 2 Emily SSG, Andrea Vitagliano, 3 Eagle Prav, 4 Eagle Prav, Federico Esposito che sostituisce Vincenzo Longo, al quale mandiamo anche un grande abbraccio, 5 Emerson e K Maurizio Cheli, 6 Equipe della Casa, Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata. La macchina li lascia con molto veloci Eagle Prav ed Emerson e K. Al largo c'è Equipe della Casa che prova ad insistere. Eagle Prav che mantiene la testa nei confronti di Equipe della Casa che si presenta all'esterno, mentre cerca posto lungo i birilli Emerson e K, posto che non trova per l'inserimento da parte di Gil Di Meletro che serra sotto in terza posizione. Intanto Equipe della Casa ha ottenuto il via libera da Eagle Prav ed il favorito dopo 200 metri in 15,4 è al comando. Equipe della Casa leader nei confronti di Eagle Prav, poi è Gil Di Meletro, quindi Emerson e K, Emily SSG. Fila indiana 31,4 per il primo quarto di gara, con Equipe della Casa che prosegue da leader. Sempre in seconda posizione Eagle Prav, in terza è Gil Di Meletro. In quarta Emerson e K, in quinta Emily SSG. Frazioni 16,5 per la piegata di destra e si va a completare ora il primo giro che il battistrada passa in 1,4 appena scarso. Equipe della Casa in vantaggio, Eagle Prav nella sua scia, poi è Gil Di Meletro. Quindi sempre Emerson e K, mentre muove dall'ultima posizione Emily SSG che prova a risalire il primo chilometro e quindi la metà gara se ne va in 1,24 con Equipe della Casa che prosegue indisturbato leader. Nella sua scia sempre Eagle Prav che gli ha concesso strada in partenza, Emily SSG che risale allo scoperto dopo 1200 metri in 1,36,4 con una frazione in 16. Prosegue nella sua risalita Emily SSG che arriva a lato di Eagle Prav, mentre Equipe della Casa prosegue in vantaggio. Prova ora ad allungare il battistrada, 15,9 la piegata di destra. Equipe della Casa in vantaggio, Eagle Prav nella sua scia, Emily SSG che per il momento non riesce a progredire più della destra del numero 4. Poi ancora Gil Di Meletro e Emerson e K. La dritta di là in 15. Segno che il battistrada ha accelerato, 2,7 il miglio, Equipe della Casa in vantaggio, allunga ora in maniera decisa nei confronti di Eagle Prav. Poi Gil Di Meletro, Emily SSG e Emerson e K, la curva conclusiva passata in 15,1 da Equipe della Casa che allunga per venire a cogliere il suo primo successo in carriera. Nel finale Equipe della Casa che si distende e vince facile, mentre al secondo posto è il numero 4 di Eagle Prav e al terzo posto sul palo c'è il galoppo di Emerson e K, bisognerà andarlo a rivedere. 1,18,6 ragguaglio cronometrico, la vittoria di Equipe della Casa. Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata per il training di Tiberio Cecere, la scuderia della Casa. Al secondo tentativo vince il figlio di Ideale Luis dopo aver seguito un prospetto molto interessante al debutto. Vince alla seconda uscita in maniera facile, secondo posto per Eagle Prav e poi materiale per la giuria per il terzo posto.